A questo punto c'era il conduttore che doveva chiedermi qualcosa, però me l'ho chiesta da sola. Benvenuti a tutti. Eccolo qua. Noi Ciati l'ho conosciuto oggi e ho andato a vistare su internet. Mi sembra un ragazzo che promette bene. Ti faccio i migliori auguri. Grazie. Infatti da te valgono tantissimo, sì, quindi grazie. Invece il filosofo, bene maestro, questi sono i migliori anni della nostra vita. Chi sarebbe il filosofo? Dice, la cosa bella che Alberto, che quando ti presenta sa gente lo per comprendere il genocchio. È partita anche la musica di Dio. Sono figlio di ferroviere, cioè lui ti fa tutto questo giro, ma che andare, signori, da inviare soltanto. Invece niente, io ho detto di così complicato. Mi piace che presenta la prossima canzone come sai fare tu. Quindi che ci sediamo anche. Qual è la prossima canzone? Non è che te ve ne andate così e mi lasciate in grande difficoltà. No, perché cioè, solo tu usi questi. Siete due in Sardegna che sapete parlare bene italiano. Tu e l'illuminato. E basta. Sono fermo Alessandro Manzoni, spiega, vabbè, non voglio sapere. Ci sono tante persone che parlano molto bene l'italiano appena gli scrittori. Ti sembra facile che ti faccio guardare? Il meraviglioso coro di Luisa si chiama Spirito Gioioso, quindi è lo spirito di questa serata. Questa è una cosa facile, semplice da capire, quindi non ve la devo spiegare, vero? Grazie a questa canzone, le coppie sante, le giovani coppie sante che guardavano i telefonini e dicono hai riscoperto l'amore. Perché questo sarcastico se ne vanno così, io continuo, ci sediamo continuo, ma per quanti minuti? Hanno riscoperto l'amore, pensate che uno spirito così libero, così bizzarro, così irrequieto, così sarcastico è un uomo davvero romantico. Romantico è una parola facile, l'avete capita tutti, sì, è tutto sotto controllo, perché mi si accusa di spiegazioni che sono ben poco filosofiche, la realtà. Caro artista mio, e quelli come te non hanno bisogno delle mie parole, delle mie spiegazioni, delle mie esegesi. Delle mie, scusa, esegesi. Allora io mi immagino, spieghiamo alla signora a caso. Questa signora. Come sono le tue esegesi? Niente se lo sappiamo. Soprattutto come le curi. Ma soprattutto a mezzanotte ci mandano via, abbiamo il coro pronto, quindi me lo spiego 30 secondi dopo perché è una cosa semplicissima. Ma vogliamo fare sta Savitri o no? Siamo pronti a inondare d'amore, di energia, di bellezza. Caro il mio ruvido poeta, il Teatro Verdi, Soleandro, non smetterà mai di provocare. Io un giorno prima di morire ti chiamerò e sul letto di morte mi dirai qualcosa di terribile, poi spirerò usata parte. Soleandro, straordinario artista, spirito gioioso. Bambini, grazie di essere qua. Grazie a voi.
grazie, iniziamo a stare così da questa sera. Grazie, a questa casa qui. Grazie mille, sono per essere stato da noi. Quello adesso andiamo dietro e lo beviamo insieme, così smetto di presentare, vabbè. Nei tempi del canonico Sparo, che non si vedeva un ploaghese della tua grandezza. Comunque, quando leggevo un libro non l'ho capito, come quando secondo il mio amico Soleandro parlo io, e c'è qualcuno che mi spiega cosa vuol dire, quello è l'esempio.